eccoci, la corazza. La domenica impazza, allora dai, tutti in piazza. Eccoci qua, appuntamento tutti in piazza e oggi ci siamo fermati qui a Seveso in occasione di Fiori in Seveso, appuntamento importante soprattutto in un ambiente dove molti anni fa ci fu un problema ambientale. Oggi, ricordando allora in maniera positiva, si realizza questa festa della primavera con tutto anche l'indotto intorno, perché non è solamente la primavera fatta di fiori, ma è fatta anche di tante altre situazioni che si agganciano perfettamente e che oggi all'interno di questo servizio voi potrete vedere. Stiamo parlando di primavera, stiamo parlando anche, perché no, di estate imminente, e quando si parla d'estate occhio, perché d'ora in poi bisogna stare attenti all'ascella pezzata 2018. Allora, siamo insieme a Valeria, buongiorno. Buongiorno. Comitato di Baroccani in occasione di questa Seveso in Fiore. Complimenti perché c'è veramente tanta attenzione. Grazie mille. Allora, spiegami innanzitutto quello che si può trovare qui all'interno di questa vostra iniziativa, tenendo presente che non è solamente fiori. Esatto, all'interno della nostra iniziativa ci sono le aziende agricole, i laboratori per i bambini, abbiamo tantissime associazioni che appunto ci danno un grosso sostegno appunto sia per la buona realizzazione che appunto da far da contorno. Ecco. Esatto, diciamo che l'estate, cioè anzi la primavera parte con i fiori, però diciamo i connessi dei fiori sono anche altre situazioni che si possono incontrare, ma soprattutto, a quanto abbiamo capito, c'è un buon ritorno indietro alla zona, diciamo, agricola di una volta. Sì, esatto, qui appunto la manifestazione è stata fatta nel Bosco delle Querce per tornare all'origine dell'area, insomma. Prima era una zona agricola e dopo l'incidente del 10 luglio del 76 appunto della nube tossica della diossina è sorto questo parco, quindi nasce sopra tutto quello che è stato la conseguenza dell'incidente ed c'è questo parco bellissimo. Quindi come la Fenice risorge tra le macerie, Esatto. A questo punto però viene bonificato al 100%. Assolutamente sì, è un'area completamente bonificata e è sorto appunto questo parco che noi usufruiamo da 4 anni a questa parte, perché questa è la quarta edizione che organizziamo noi come comitato appunto di Via Zara. Quest'anno un ottimo successo sia in fatto di pubblico che di espositori. Bene, poi tra l'altro si aggancia sempre volontariato, so che ti hanno schiaffato tra virgolette in mano questo gatto, parlacene, altrimenti ci rimangono male, ragazzi. Esatto, questo gatto è stato gentilmente donato dal comitato di Via Zara, dall'associazione Noi per gli Animali di Barlassina, che sono una onlus che si occupano appunto di tutto ciò che è i gatti sul territorio annesso e connesso a Seveso. Va bene, grazie Valeria e buona giornata. Grazie mille a voi. Siamo insieme a Christopher, ciao Christopher. Ciao. Allora, Buongiorno. ricordiamo che per curare il verde bisogna anche a volte essere spericolati. Ci vuoi spiegare bene qual è il tuo mestiere? Allora, io sono un arboricoltore, quindi mi occupo di piante, partendo dalla selezione in vivaio, preparazione del terreno, messa a dimora, progettazione di interventi negli anni, gli abbattimenti. Oltre ad essere arboricoltore, sono un tree climber, quindi mi arrampico sulle piante. Il mio lavoro lo effettuo mediante l'utilizzo delle corde, terremo anche dei workshop per far capire un attimino come si evolve la questione. E niente, spericolati ma fino a un certo punto, la sicurezza è importante, abbiamo tutte le attrezzature adeguate, Siete perfetti. Senti, ma se qualcuno ti dice dai, non tirare troppo la corda, ti potresti anche offendere. No, alla peggio taglio la corda e me ne vado. Va bene, grazie e buona A giornata. voi altrettanto, buona. Allora, Claudio, amante del verde, del verde, delle dito piante. pollice, quindi verde. Pollice verde. Bene, ok. faccia vedere. Ecco Sì, qui. anche un po', È anche un po' nero. marroncino, perché guarda- c'è anche la guarda che terra. bravo. Senta, qual è la pianta che maggiormente le richiedono in questo periodo? La pianta contro le zanzare. Contro le zanzare. A parte che non c'è la telecamera, non la puoi vedere. Beh, dopo magari ce la fa vedere in privata sede. Quindi eh. questa lei ci può garantire che allontana le zanzare, Le zanzare, veramente? esatto, Plectantrum si chiama così. Quindi, esatto, quindi già dall'antichità, già la natura aveva messo a disposizione. bravissimo, questo esatto. antizanzare. Antizanzare. E invece come fiore solitamente cosa le consigliano? Fiori adesso abbiamo i gerani, abbiamo le campanule, abbiamo margherite, non ti scordare di me. E poi abbiamo una aiuto, qui la telecamera. Sì, questa qua, sì, è proprio quella lì. Ma prendete lei che Dopo la chiamiamo. Senta, una domanda indiscreta. Lei quanti anni è che fa questo mestiere? Tantissimi. ho appena festeggiato il 50° anno. Complimenti. Senta, le è mai successo che una signora venendo nel suo negozio gli abbia chiesto qual è il suo fiore preferito e poi gliel'abbia regalato? Ho provato tantissime signore, abbastanza anche giovani. giovani. No? Senta, ma si cuccava di più senza barba o con la barba? Adesso con la barba, Con la barba. una volta senza barba. Bene, quindi il consiglio che diamo, dopo i 40, Far crescere la barba.
Stop ai segni del tempo e agli invasivi interventi chirurgici con il kit Bella Subito, composto di prodotti naturali vegani e il dispositivo elettronico Bella Subito Electronic per ottenere risultati sorprendenti. A Milano Casa Project, un servizio completo e professionale per la ristrutturazione del vostro immobile, grazie a un team di specialisti aggiornato per ogni competenza, garanzia 12 mesi su ogni intervento. Cicoria Showroom, ristrutturazione di interni, arredo bagno, pavimenti, rivestimenti e molto altro. Ci trovi a Corsico. Vienici a trovare per un preventivo gratuito. A Milano Clima Team, i professionisti della climatizzazione. Con personale altamente qualificato e certificato garantiamo assistenza, manutenzione di installazione, sopralluoghi e preventivi gratuiti. Dr. Bucinasco, lo specialista del senza glutine. Aperture e chiusure. Lunedì 14:30 19:30, martedì sabato 8:30 19:30, domenica 8:30 12:30. Oltre 2500 prodotti senza glutine, anche senza lattosio. Prodotti freschi e surgelati. Sforniamo tutti i giorni pane, pizza, focaccia e brioche. Tutto senza glutine. Bar con brioche, dolci e torte di pasticceria. Tutto doverosamente senza glutine. Problemi amianto a casa tua o nel tuo ambiente di lavoro? A Milano F Ambiente, risoluzione di tutti i problemi legati all'amianto in ogni sua forma, bonifica civile, condominiale e industriale, rifacimento tetti. Fratelli Milani è concessionario in Milano dal 1969, vendita nuovo e usato garantito, servizio ricambi, officina e carrozzeria. Vi aspettiamo con le promozioni del mese di maggio. A Milano, Gatti & Co, azienda leader nella importazione e lavorazione di legnami, produzione di tetti, soppalchi, scale, fornitura e posi in opera di elementi in legno e ferro, lavorati a disegno. Per un caldo infernale occorre un'offerta diabolica. Eccola qui, 666 euro per climatizzatori delle migliori marche, montaggio compreso. Non aspettare che arrivi l'insopportabile caldo infernale. Chiama adesso GMG Impianti Elettrici. Gruppo Globale Servizi. Dal 2007 Daniela Tamburri opera nell'ambito della manutenzione e pulizia del verde, garantendo massima professionalità e concorrenzialità. Chiamaci o visita il nostro sito. Ideal System, con sede a San Carlo di Cesena, ma operante in tutta Italia, offre progettazione, realizzazione e manutenzione di celle frigorifere, con vasta gamma di servizi connessi. A Settimo Milanese, il mondo dello zerbino. Produzione di zerbini personalizzati ad intarsio. Realizzazioni grafiche personalizzate con qualsiasi logo, immagine o scritta. A Milano, la pasticceria artistica Mabanubi utilizza materie prime di qualità per creare meravigliose torte decorate e buffet per compleanni, matrimoni e ogni altra occasione. Perché ci sono momenti speciali in cui il dolce deve stupire. A Trezzano, Metaporte Blindate, specializzata nella produzione e nell'installazione di porte blindate, cancelli, persiane di sicurezza e di serramenti blindati, dal rilievo delle misure alla posa in opera. MJD Motors, officina automoto, servizio gomme, installazione gancio traino, restauro moto d'epoca, elaborazioni racing con verifica sul banco di prova. Benvenuti signori e signori nella più bella realtà dell'arredamento. Proponiamo come realizzare i tuoi sogni. Ci sarà un arredatore al vostro servizio che verificherà le dimensioni degli spazi da arredare e ti fornirà un progetto relativo al posizionamento delle pareti. Vi ricordo che siamo a Vermezzo, strada statale Vigevanese al chilometro 13. Un abbraccio e un saluto a tutti voi. Grazie! Da oltre 20 anni, Mondial Serramenti progetta, realizza e posa serramenti infissi ad altissimo rendimento energetico ed acustico, garantendo i massimi livelli di sicurezza, con garanzia di 15 anni. Roveda Rottami SRL, a Sedriano, opera da 40 anni nel settore del recupero dei metalli. È in grado di valorizzare qualsiasi tipologia e quantitativo di materiale. Garantisce un servizio su misura del cliente, rapidità nei pagamenti. A Paterno Dugnano, Serral di Buffa Christian Serramenti. Scegliamo i migliori materiali per garantirvi risparmio energetico, isolamento termico e acustico, a prezzi competitivi. Venite a trovarci nel nostro showroom.
Technology TV Sart si occupa della manutenzione e dell'installazione di impianti TV e satellitari per risolvere qualsiasi problema. Assistenza 24 ore su 24, garanzia 2 anni e preventivi gratuiti. VAG Car Service SRL. Walter, Andrea e Giovanni, con 40 anni di esperienza nel settore della meccanica, elettrauto e pneumatici, offre attrezzature di ultima generazione, garantendo un servizio di alta qualità. Stamattina profumo di festa. Apro la mia finestra e sento la gente passare. Cose buone da mangiare. Mi tuffo dentro ai vestiti, goloso di sapori squisiti. Siamo della stessa razza, togliamoci la corazza. La domenica impazza, allora dai tutti in piazza!